Mi sto riprendendo, eh? Davvero? Ecco, continui pure. A G centrale del capo e vai dritto, davanti e indietro, davanti e indietro. Lo stesso, il se, non se ne deve andare né a destra, deve andare solo in avanti o dietro. Questi sono numeri standard, questo è 1, è sempre 1, questo è sempre 2, questo è sempre 3, questo è sempre 4, 5. Va bene? Vini, mi raccomando. A destra abbiamo la Franca Zappitelli. Franca Z. Cosa fa la Franca Zappitelli? Cerca di coprire eventualmente e viceversa. Non mi sono spiegato? Uno, due, tre. Ma anche poi ci danno la camminata in volta. Piano! La Coppa del Campeggio di Cavio. Ecco, i giocatori si approcciano. Stanno entrando con questo meraviglioso trofeo, lo vedete in diretta, speaker provvisorio, fatta in un modo eccellente da persone le quali si divertono anche loro. Al centro vediamo il dottor Mignone, il quale ci doveva girare queste scene ma non ha potuto, seguito dagli applausi con le maggiorette, sta proseguendo. Arriveranno guardate con quanto cura trasporta il trofeo, è un passaggio meraviglioso. Una meraviglia di colori, sfidante che l'anno scorso purtroppo non ha potuto giocare per motivi di età, quest'anno ringiovanite, si ripete, ecco il nostro portiere, il capitano e le due vallette. Prendono posto. Le squadre prendono posto, il maestro in parte l'urlo dell'Italia, l'inno nazionale, un applauso a questo signore, per favore, grazie. Saranno un po' stonate, ma un colore di una maglia, quale c'è? Le bandere sono quelle gialle. È vecchio, Le bandere sono quelle e queste sono le tigri. le tigri. Delucidare dal momento che li potrebbero sfuggire, attualmente stanno facendo salti di gioia. Stanno scaldando i muscoli. Non perché? Perché devo cambiare occhiali. Non ci hai portato niente, no? Vado a prendere quelli là. E l'arbitro? Ma non so che te lo vai a fare, se non me lo metto rimane qua. Fotoricordo meravigliose, saranno momenti, noi stiamo riprendendo dalla parte posteriore perché momentaneamente si sono girate. Ecco, fate la foto. L'autoambulanza le viene spiegato, una persona sdraiata in posizione di relax, una seduta, i piegamenti li fanno. Riprendere l'ambulanza.
l'arbitro. Riprenda là che credo che... Guardate come corre questa. Acqua. Stanno facendo soccorso, Attenzione. Purtroppo il Sole ha giocato anche oggi un brutto scherzo. Si sapeva. Respirazione bocca il numero. Ecco il numero 9 che attacca. Attenzione. Ai. È stato un gol non di classe, ma il portiere del Sahara rilancia la palla. Rilanciano le Pantere, il 9 c'è la palla, non riesce a contrastare le Tigri vanno ancora all'attacco, il 12 e fallo, arbitro, rigore, buttano fuori la palla, c'è un fuorigioco, l'arbitro ha fischiato, il fuorigioco. Ilaria forza, Siato De Fieri, bravo arbitro, la palla viene lanciata dal numero 13, il set al portiere che ha subito il gol. Panoramica nuova del meraviglioso stadio del Camping Cavio. Al numero 13 come sempre. Ecco. È volontaria. Molto elastico. Ecco la 9 che interviene, lancia la palla in stretta del campo, le infermiere raccolgono. Si avvicina alla 7 la palla, la ripassa alla 9, qui stavolta questo è un tiro di quelli da tiri. Ecco qua. Fuori gioco. Ancora un fuorigioco, sembra leggermente contrariato del lavoro, passa alla sua allieva e gli sta insegnando un tiro lungo. Da dove vieni? Angolo qua, è il grande angolo! Ma dai il pallone! Il pallone è laggiù! La panoramica ha il 17, l'11 mi sbaglio è caduto, forse un po' spinto, insistono le Tigri, ma la Pantera ha fatto il gioco fuori. Signor Salvetti, le atlete non sembrano provate dal caldo. Ed ecco avvicinarsi a noi un dirigente, signor Salvetti, il quale nei suoi minuti venga qua che abbiamo un attimo. Io sono in ripresa, me lo dica. Siamo di nuovo in ripresa, siamo interrotti momentaneamente per parlare con un dirigente dell'associazione sportiva Cavio. Pesa delle Tigri è feroce. Vai Ilaria! Non demordono! Ilaria, vai dritta! Piove per poco, sembra brutto. Ecco la panoramica, bene, ha rimessa di gioco, controllo della situazione, centro, stavo dando consigli al numero 14, lo vediamo un po' perplesso, dottor Mignone, lei è un perplesso, vero? Aspettare! Attenzione parapiglia, passa vai Ilaria, vai! Camato. Ilaria, la palla è tua! E poi la panoramica delle atlete le quali un bel sorriso, un sorriso della signora e la signora Romiglia assieme al marito. Va bene, l'avete subito, mi dispiace signore, 1-0, l'arbitro ha aperto le gambe in un momento meno opportuno. No, l'arbitro, il portiere. Il portiere, mi scuso, ha aperto le gambe. Però non avrei più usato le armi che avevo e allora è scivolato. Ah, bene. Octobre delle giocatrici, sembrava che ce ne fossero qualcuno in più da
dalla parte l'arbitro. Abbiamo un rigore. Oddio. Sulla finale, dal momento che il nastro in suspense, palla fuori gioco. Sempre visuale fuori gioco, una Tigre rimette la palla in gioco verso il centro, passa una Pantera, signor qua si sono confuse. Branca vai dentro, dai la mano. Qui abbiamo il numero riposato, il numero 13. Fuori qui abbiamo avuto uno scontro. Autoambulanza. In campo! Mani! Pantera! Con le mani! Via, avanti! Antonietta, girati. Ciao! Tempo piovoso! Gialla! Dai, Daria! Storia, ma l'importante è giocare. Faremo anche qualche intervista alle giocatrici, le quali stanno bene dalle infermiere. Io direi un attimo di passare la linea. Vediamo, si sono anche meritate la vittoria. Portiere contenta? Sì, contenta. Signora felice? Avete vinto? L'arbitro, lei contenta? Sì, mi spiace per lei che ha vinto perché ha perso il suo moglie. No, guardi, l'importante è giocare, vedi, signora, lei contenta? Sì, sto passando. Non mi ricordo mai il nome io. Sta per iniziare la premiazione. Tra un po' arriverà il direttore collaborato fino alle atlete. Cerchiamo di far ripartire la cinepresa, la quale purtroppo porta delle anomalie. Abbiamo degli operatori anche che stanno già facendo dei primi piani, indubbiamente nella loro riprensione. Un applauso per questo meraviglioso ricordo. Ed ecco che il direttore si avvicina alla squadra vincente. Meraviglioso questo ricordino. Sta premiando una signora di Bozzano. Siamo messi male noi qua, Signora Gemma. Signora Gemma, siamo messi male con noi, Se si sentono appagate e le loro maggiorette fanno il tifo per loro. Il bacio di commiato dice: non ci vediamo prossimamente. La lancia. Il portiere che ha l'entrante. Osserva la commozione che hanno. Sono tutti commossi. La fa del perimetro del campo. La scoppa. Per favore fate un applauso. Grazie, un applauso alla squadra che detiene il trofeo mondiale di Cavio.